Allora, eccoci qua. Oggi vorrei parlare un po' per quanto riguarda cos'è in realtà un legamento d'amore, cos'è un ritorno d'amore. Sono due cose distinte e separate. Il ritorno d'amore nella ritualistica si va ad effettuare quando una persona è stata lasciata dal proprio compagno o viceversa. Allora, in quel preciso istante si va a intervenire, o meglio si interviene con una ritualistica di ritorno d'amore. Il ritorno d'amore si va ad effettuare con vari ritualistiche, quindi ogni operatore utilizza la sua ritualistica. Io personalmente vado a utilizzare diciamo che dopo un'antica ricerca, o meglio dopo antiche ritualistiche che io ho scoperto, dalle mie tante ricerche, tra le tante ho trovato opportuno utilizzare quella delle streghe di Benevento. Sappiamo bene che esiste una cittadina che si chiama Benevento ed in antichi tempo c'erano le cosiddette streghe di Benevento che usavano delle ritualistiche per ritorni d'amore, per legamenti d'amore e così via. Io utilizzo quella lì e utilizzo quella del dragone rosso, che quella del dragone rosso serve anche per legare una persona. Il ritorno d'amore lo si va ad effettuare con questa ritualistica, però c'è un però, bisogna seguire il percorso uniti, io, il sottoscritto operatore, ed colui che mi ha ordinato questa ritualistica. Perché dico bisogna seguire il percorso uniti? Perché se io vi dico durante il percorso lavorativo, se io vi dico non dovete chiamare al vostro compagno, non lo devi chiamare, non gli devi mandare messaggini SMS, non gli devi mandare messaggi WhatsApp, non gli devi fare i famosi squilli, e tutto questo lo fai, nel senso che mi segui attentamente i consigli che ti do, noi raggiungeremo l'obiettivo giusto per farlo tornare a te. Se invece io ti dico di non mandargli messaggini, è come ogni donna stupida, perché se dico questa è certezza, tante donne di voi siete così stupide, così testarde, che non ve ne frega un cavolo, create solamente disguidi e fastidi. Ecco perché il vostro uomo vi manda a fanculo. Scusatemi la volgarità, ma mi piace essere aperto, non amo nascondermi, io amo essere chiaro. Il vostro uomo vi manda a fare in culo proprio perché siete testarde, siete possessive, usate un carattere diciamo di possessività. Durante il giorno gli mandate 10 sms, gli mandate 10 messaggi vocali, gli mandate centinaia di messaggi, squilli anonimi, dove stai, telefonate dove stai, cosa fai, che stai facendo, dopo ci vediamo. Cioè voi pensate che il vostro uomo sia di vostra proprietà, ma non è così. L'amore è libertà. Quindi se eventualmente desideri far tornare il tuo innamorato da te e ti serve un mio aiuto, prima di chiamarmi devi seguire attentamente, ascoltare questo video, e se sarai capace di non mandare messaggi al tuo ragazzo, al tuo uomo,
di non darle tanti fastidi, allora puoi chiamarmi e possiamo tentare di farlo tornare. Solo se mi seguirai, perché poi non voglio che poi magari dirai: ma io non ho visto niente, lui non è tornato, ma tu non mi hai seguito quello che ti ho detto io. Hai cominciato, cioè hai continuato ad essere stupida e non mi hai dato retto. Chiaro? Questo è per quanto riguarda un ritorno d'amore. Ma così è anche il legamento d'amore. Il legamento è per farlo impazzire per te. Una volta che è tornato da te, lo si va a legare per farlo impazzire d'amore per te. Ma è un amore normale, non obbligato, perché già era il tuo uomo. Non è che stiamo andando a rubare un uomo a un'altra persona, no. Già era la tua storia, la stiamo recuperando e lo stiamo legando a te. Sempre dietro ai miei consigli, sempre se mi starai a sentire e seguirai i miei consigli, io posso aiutarti. Ma se io ti dico di non mandargli messaggi e tu gliene mandi 100 al giorno e non mi dai retta, è inutile che mi chiami. Mi fai perdere del tempo a me e soldini che perderai tu, perché c'ha un costo, non è che io te lo faccio gratis. Perciò dico, solo ed esclusivamente se sei decisa a seguire i miei consigli attentamente, io ti posso aiutare. Ma se non mi starai a sentire e farai di testa tua, io ti dico di non fargli gli squilli e tu gli fai centinaia di squilli. Io ti dico di non mandargli messaggi su WhatsApp e tu gli lo bombardi di messaggi. È chiaro che quell'uomo ti blocca dappertutto perché tu l'hai proprio stancato, l'hai stancato. Questa è la realtà. Guardati all'interno prima di chiamare me. Guardati all'interno, anzi guardati allo specchio, fai prima e poi decidi se rivolgerti a me e chiedere aiuto in un ritorno d'amore o un legamento d'amore. Questo è quello che io posso dirti. Un abbraccio, a risentirci. Se hai bisogno di me, questi sono i numeri. Ciao a tutti, alla prossima.